I parcheggi dell'ospedale San Bottolo sempre più contesi da bande di balordi che, tentando di agevolare le manovre delle auto, puntano in modo abusivo a farsi pagare dai visitatori dell'ospedale. Un fenomeno mai debellato e che è tornato con recrudescenza anche questa estate. In attesa della realizzazione di ulteriori parcheggi previsti il prossimo anno, gli automobilisti sono costretti a contendersi i posti attualmente disponibili. I parcheggiatori abusivi, in azione fin dal primo mattino nei giorni feriali, possono racimolare una cinquantina di euro in poche ore, ma non si accontentano, pressando soprattutto gli utenti più anziani per un servizio non richiesto. Insomma è un problema che andrebbe risolto, sì. Sono presenti, diciamo di sì, ecco. Sono presenti, nel mio caso non costituiscono un problema in particolare perché me li so gestire, ma mi rendo conto che magari una persona anziana possa essere intimorita da atteggiamenti a volte un po' pressanti, diciamo così. Anche perché se non gli dai qualcosa magari ti fanno qualche dispetto. Spero di no. Le è capitato conoscenza? No, a me non mi è capitato, perciò non posso dire niente, però lo dicono. Ci sono dei parcheggiatori abusivi che ti indicano il posto che si libera e ti fanno chiaramente capire che in cambio vogliono una mancetta. Questo atteggiamento in qualche modo incute un'estorsione, diciamola così, o no, è un servizio? Perché insomma riceviamo... A volte può essere considerato un servizio, a volte un'imposizione. E l'abusivismo non è mai un servizio, è sempre un danno recato alla comunità, questo penso, un pensiero a 360 gradi. L'idea è per debellarlo, provarci almeno, secondo lei come? Ma fondamentalmente più rete di controllo sicuramente e anche più possibilità per queste persone sia a livello lavorativo sia anche a livello personale. Un po' di disagio c'è perché continuano ad inseguire, ma soprattutto li ho visti con certe persone anziane sull'auto, questo sì. In effetti io sono andata in difesa della signora. Davvero? Che Sì. brava. Ecco. Manca un po' la sorveglianza secondo lei? Sì, molta. In questo parcheggio sì, moltissima. Il problema è grave nel momento in cui diventa troppo insistenti. E forse va gestito in maniera pacata, magari un giro ogni tanto fare qualche vigile o qualche forza dell'ordine li dissuade da questo atteggiamento che è un po' pesante, quello sì.